18 donne unite da un dato comune. Sono tutte senza lavoro. O meglio, lo erano. Hanno un'età compresa tra i 20 e i 58 anni e oggi formano la Cooperativa Montana Femminile, un progetto nato grazie alla collaborazione tra Comunità Montana, Regione Veneto e un marchio specializzato nel settore della pelle. Siamo ad Arsiero, in provincia di Vicenza. Qui è stato creato un laboratorio di artigianato artistico dove queste donne, selezionate e formate da un team di esperti, sono impiegate nella realizzazione di una tecnica speciale chiamata intreccio filato, necessaria per la creazione di borse e altri oggetti. Per tutte loro stipendio da contratto nazionale e in quanto socie della cooperativa a fine anno divisione di parte degli utili. Qui non c'è lavoro femminile. Una volta c'erano diverse ditte piccole, piccolissime, ma purtroppo con la crisi sono chiuse tutte. Ci siamo trovate le donne in modo particolare a casa. L'idea ancora una volta è quella di provare a creare una sorta di reticolo artigianale, industriale nella zona di Vicenza e nel Veneto, perché penso veramente che ci possa essere una possibilità per noi così legati al territorio di poter avere un futuro molto florido e di dare indietro al territorio quello che il territorio ha dato a noi. Il progetto però non si ferma qui. Entro aprile si vuole portare a 32 il numero delle lavoratrici, mentre è allo studio lo sviluppo di un'altra cooperativa, questa volta nel comune di Pedemonte, sempre nella stessa area geografica. La Regione Veneto ha sostenuto questa iniziativa, ne sosterrà altre nell'ottica di dar vita a questa azienda diffusa, quindi microimprese, un distretto industriale diffuso che si occupi dell'artigianato di elevatissima qualità. La drammatica storia di una lavoratrice